Benvenuti, oggi è mercoledì 15 novembre 2023. Il sole sorge alle 7.38 mentre tramonta alle 17.50. La luna si leva alle 23.33 e cala alle 13.36. Oggi si celebra Sant'Alberto Magno. Il nome Alberto ha origini germaniche e il significato è di nobile stirpe. Il numero fortunato è il 4. Il colore è il blu, la pietra lo zaffiro, mentre il metallo è l'oro. Non sopportate di vedere le superfici segnate da quelle fastidiose macchie d'acqua? Che sia il piano di induzione o il lavello, ho la soluzione che può fare al caso vostro. Basta mescolare aceto bianco e succo di limone. Applicate la soluzione sulla superficie interessata. Lasciate agire per alcuni minuti e quindi pulite con un panno morbido. Le macchie spariranno e la superficie tornerà splendente. Auguri allo stilista Roberto Cavalli, che oggi compie 83 anni. Nipote di un pittore esposto alla Galleria degli Uffizi, nel 1970 presenta a Parigi la prima collezione a suo nome, dopo aver brevettato un particolare tipo di stampa su pelle. All'inizio degli anni 90, presentando la prima sfilata del nuovo corso durante la Milano Fashion Week del 1994. Tra le personalità che sono state testimonial della Maison ricordiamo Rita Ora, Eva Riccobono, Letizia Castà e Maria Carla Boscono. Tanti auguri anche al siciliano Giucas Casella, pseudonimo di Giuseppe Casella Mariolo, che oggi compie 74 anni. Nel corso delle sue apparizioni televisive propone dei numeri basati sull'ipnosi. Nel 2021 partecipa come concorrente alla 6ª edizione del Grande Fratello VIP. Auguri alla giornalista e conduttrice Mia Ceran per i suoi 37 anni. Dopo uno stage alla sede romana del CNN, approda in Rai, dove ha condotto Quelli che il calcio e Nei tuoi panni. Nel 2020 conduce un podcast di attualità su Spotify chiamato The Essential. Prima cinematografica a New York per il film Incontri ravvicinati del terzo tipo, considerato uno dei migliori film del genere fantascientifico. Era il 15 novembre 1977. La pellicola, diretta da Steven Spielberg, è interpretata da François Truffaut, nei panni di uno scienziato che organizza incontri con gli extraterrestri. Secondo uno studio tedesco, per far passare il mal di testa bisognerebbe spalmare sulla fronte dell'olio di menta piperita. Infatti si è dimostrato efficace, addirittura quanto il paracetamolo nell'alleviare il dolore. Devo provare. È il momento di ascoltare il nostro astrologo di fiducia. Sentiamo le previsioni di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi il cielo si tramuta in una condizione un pochino più psichica. È proprio Nettuno che riesce a fare dialogare Sole e Marte in quella foga empatica che i segni zodiacali vogliono avere. Ariete. Ebbene, per foga siete sicuramente i campioni dello zodiaco, a volte forse un po' troppo irruenti. Volete capire, tentare di capire, fare qualcosa e soprattutto avere un obiettivo da raggiungere e un trionfo da vivere. Gli astri sono a voi favorevoli, questi sono giorni ottimi per superare una prova. Toro. Il vostro cielo oggi è un po' più calmo, anche se rimangono le opposizioni di Sole e di Marte. Una serie di pianeti vi snobba e questo forse è un vantaggio proprio perché i problemi diminuiscono e possono essere affrontati tutti uno alla volta. Quindi state calmi e assolutamente concentratevi su ciò che è vero ed importante per voi, soprattutto a livello carrieristico. Gemelli. Le opposizioni di Luna e Mercurio ancora oggi vi tediano un po', ma oggi è l'ultimo giorno. Vi rimane però Venere per stringervi in un affetto e in un abbraccio che vi dà conforto e sicurezza. Cancro, la giornata di oggi è un po' dispettosa, con una Venere non amica che tende un po' a farvi riflettere su qualche sentimento non bene organizzato. Passioni da tutte le parti e state tentando di capire le conseguenze di tutto. La vostra voglia di empatia si struttura proprio sulla capacità di predire un possibile collocamento affettivo a un sentimento appena nato. Leone, la giornata di oggi prevede
ricevete un grosso carico di energia da parte di Venere. Sfruttate quindi bene Venere, Luna e Mercurio, che sembrano giocare tutti a vostro favore, e se riuscisse finalmente a ribaltare la situazione a livello lavorativo, la settimana consente tutta una serie di piccoli trionfi. Vergine, a proposito di trionfi, i vostri sono abbastanza sudati in questo momento dello zodiaco, proprio perché dovete un pochettino faticare e contrastare con Luna e Mercurio, che proprio di accordo non ne vogliono sapere. Qualche piccola nostalgia affettiva e forse qualche affetto che vi sfugge, che vi fa soffrire un po'. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata talmente intensa a livello sentimentale e comunicativo che avrete voglia di spandervi in una comunicazione affettiva un po' a tutto campo. E chi ha una bilancia vicino non approfitti, perché il compostissimo ed elegantissimo segno della bilancia non sempre si concede a questi slanci. Scorpione, giornata un po' più calma, anche se Urano tende sempre a creare un po' di scompiglio. Oggi lo scompiglio e soprattutto le idee verteranno sulla possibilità di comprendere quanto è vantaggiosa una proposta che vi è stata fatta, che probabilmente però prevede uno spostamento o dei piccoli viaggi per motivi di lavoro. Sagittario, giornata oggi molto interessante, con una Luna e un Mercurio che hanno giocato benissimo le loro carte, soprattutto su Venere, e quindi una riconquista di legame affettivo importante. Mercurio purtroppo però quadra con Saturno, quindi siete sempre cauti nelle cose che dite e non esagerate, è uno dei vostri piccoli difetti. Capricorno, giornata molto interessante oggi, visto che Plutone e Nettuno trovano un'intesa veramente speciale, intuitiva, fortemente sostenuti peraltro con Sole e Marte dallo Scorpione. Non basterà certo Venere a creare uno scompiglio, tant'è vero che potreste anche incassare del denaro o migliorare la situazione professionale ed economica. Acquario, la bella Venere in Trigono sta facendo di tutto per farvi accorgere di qualcosa, di qualcuno. Anche la messaggistica, Mercurio e Luna giocano dalla vostra parte, quindi siete molto ricercati per adesso. Sole e Marte rimangono in forte quadratura e il vostro nervosismo, il vostro scontento a volte potrebbe non farvi vedere le cose belle che accadono intorno a voi. Meditate. Pesci, giornata molto speciale oggi, perché tutta la forza di Sole e Marte si concentrano su Nettuno, il vostro Nettuno, e anche Plutone gli dà una mano a essere il più intuitivo e capace di tutto lo zodiaco. Vedremo cosa lucubrerete. Non badate, quadratura Mercurio Saturno, se qualcosa di spiacevole verrà detto o verrà al vostro orecchio. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 15 novembre del 1920 si svolge a Ginevra la prima assemblea della Società delle Nazioni. L'obiettivo della prima organizzazione internazionale per la tutela della pace fu l'approvazione del Trattato di Versailles, che stabiliva la fine della Prima Guerra Mondiale. Nonostante fossero stati gli sforzi del presidente americano Wilson a favorire l'impresa, gli Stati Uniti non aderirono mai. Quando in qualche situazione si tende a strafare, in inglese si usa l'espressione running into the ground, letteralmente traducibile con correndo nel terreno. Si può rendere in italiano con esagerare. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. La matta di oggi è la scrittrice Anne-Marie Schwarzenbach. Non riuscirà a liberarsi dalla dipendenza di droghe nonostante i vari ricoveri in cliniche psichiatriche. Nel 1939 organizza un viaggio in macchina da Ginevra all'India. Per una beffa del destino, questa avventuriera muore in casa in seguito ad una caduta dalla bicicletta. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli.
l'umiltà è la base di ogni vera grandezza. Anche per oggi ci salutiamo, ma non preoccupatevi perché mi ritrovate domani sempre qui per una nuova puntata.